Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Stupida autostrada del sole, come era logico aspettarsi piove, con la pioggia l'automobile sbanda, una vocina dentro dice rallenta, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, perfino i fari mi si sono spenti, perfino i fari mi si sono spenti. Gli autotreni che mi schizzano accanto, lo specchietto che si riempie di bianco, che acceca, una fatica a rimanere sereno, una fatica troppo grande, temo, la testa è pesante, 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 sembra fatta di roccia, e di benzina solo qualche goccia, che guaio, datemi un benzinaio, 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 Questa settimana l'attenzione nazionale ed internazionale dei media e della politica sarà costretta a concentrarsi su una parolina magica, Hormuz. Sì, questa sorta di geografia nuova della quale dobbiamo tutti interessarci è una geografia diversa rispetto a quella che appassionava e spesso toglieva anche il sonno ai nostri alunni nelle scuole elementari, poi alle medie e alle superiori, perché fino a qualche anno fa era importante conoscere per i nostri ragazzi dove si trovasse l'Antartide contrapposta magari all'Artide, dove si trovasse magari uno dei tantissimi stati e statirelli africani, soprattutto quelli che spesso cambiavano nome a seconda delle singole dittature o dei rovesci militari, ma certo nessuno avrebbe pensato che al centro del dibattito, al centro dell'interesse mondiale ci fosse lo stretto di Hormuz. Hormuz è infatti una regione e quindi lo stretto che si trova a sud della penisola arabica, in questo momento controllato da parte di Teheran, quindi da parte dell'Iran. E che cosa ha di particolare rispetto alle altre regioni o rispetto agli stati che magari possono essere più importanti sotto il punto di vista economico-finanziario, per non dire anche politico? Beh, la peculiarità, la particolarità consiste nel fatto che per lo stretto di Hormuz passa oltre il 20% di tutto il greggio, quindi di tutto il petrolio che deve essere raffinato ed utilizzato in giro per il mondo. Quindi stiamo parlando di un'incidenza fondamentale sull'economia, stiamo parlando di un'incidenza fondamentale su quelli che sono gli equilibri
che ruotano attorno al greggio, attorno all'utilizzo delle risorse energetiche. Se pensiamo che questo blocco che attualmente persiste, mentre solo alcuni paesi mondiali, tra questi la Cina, possono liberamente transitare, sta incidendo per qualche cosa come almeno il 70% dell'aumento del prezzo del gas e il 40% per l'aumento del greggio a livello anche di mercati internazionali. Per la prima volta si comincia a riparlare in Italia addirittura di austerity nella circolazione delle auto, la necessità che ci possano essere dei blocchi, delle domeniche ecologiche che non riguardino esclusivamente la tutela dell'ambiente, ma anche e soprattutto la tutela dell'economia. E allora, in questo momento in cui la crisi energetica, ma soprattutto la scure del petrolio e del gas stanno incidendo in modo pesante su quelli che sono i destini delle famiglie del nostro paese e più in generale su quelli che sono i destini delle famiglie dell'UE e quindi dell'Unione Europea, e c'è la proposta da parte della Lega assolutamente sensata, che è quella di riaprire la catena del dialogo e soprattutto la catena del confronto con la Russia per quanto riguarda il blocco dell'utilizzo del petrolio russo, che in questo momento, insieme alle altre risorse energetiche, stiamo parlando anche e soprattutto del gas, sta continuando a minare quella che è la nostra economia. E qualcuno potrebbe dire, ma diamine, ma allora in questo modo si vuole dare una sorta di passepartout e anzi di bypass vero e proprio sotto il punto di vista politico a Putin perché porti avanti il suo conflitto con l'Ucraina. Ma molto si potrebbe dire e certamente non servirebbe un'unica trasmissione per riparlare di questo conflitto, per capire per quale motivo è nato e per comprendere le ragioni per cui sotto la spinta di quello che era l'allora presidente dei democratici e anche presidente statunitense Biden si arrivò di fatto a minacciare la Russia a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, un po' come avvenne nella vicenda della Baia dei Porci circa 40 anni fa, quando gli Stati Uniti si sentirono effettivamente minacciati attraverso quello che era l'utilizzo delle testate nucleari che potevano puntare direttamente su Washington, utilizzando invece quella che era definita la grande sorella alleata in quel momento, ossia Cuba. Quindi la storia si ripete, la storia è fatta di corsi e ricorsi, di ciclicità, quindi forse solo tra qualche anno potremmo capire effettivamente che cosa c'è e che cosa è avvenuto alla base del conflitto russo-ucraino. Certo, però, e dobbiamo sottolinearlo, per una vicenda che l'Italia sta continuando a finanziare, ad alimentare, per un patto di carattere internazionale che dura ormai vicenda da almeno 4 anni, e chi ne sta pagando lo scotto peggiore e maggiore a tutti gli effetti è il nostro paese, proprio perché il nostro paese non ha quelle energie alternative, e tra queste spicca soprattutto l'energia atomica, l'utilizzo quindi dell'atomo, il nucleare, tanto per essere chiari, mentre la Francia o la Germania hanno una serie di centrali che sostengono non soltanto quelle che sono le famiglie, ma i bisogni e i consumi anche dell'industria. Quindi stiamo continuando a confrontarci su quello che è il palcoscenico dei mercati e su quello che è il palcoscenico anche dei bisogni delle famiglie a livello comunitario, avendo noi un braccio legato attorno alla vita o dietro la schiena, perché sul ring gli altri possono utilizzare 2 braccia e noi uno soltanto. Ecco perché la proposta della Lega è una proposta assolutamente sensata. Rivediamo, ridiscutiamo quello che è il nostro fabbisogno energetico e soprattutto quelli che sono i trattati commerciali tra noi e la Russia, fermo restando che continuiamo ad aderire a quello che è un patto di carattere internazionale perché la guerra cessi immediatamente o il prima possibile, prendendo atto però di quelle che sono
le diverse forze in campo, la dislocazione dei mezzi, perché o questa vicenda russo-ucraina si chiude con una certa celerità o rischia di trasformarsi in un conflitto di terra dove le truppe di terra, un po' come avvenne anche durante il primo e il secondo conflitto della guerra mondiale, portino avanti questo tipo di confronto bellico ancora per molti anni. E l'Italia, e possiamo dire anche la stessa Europa, questo tipo di gioco, questo tipo di scherzo, se possiamo definirlo in modo ironico, non se lo possono sicuramente permettere. Tutto questo al netto del rispetto delle reciproche posizioni tra Russia e Ucraina di carattere internazionale e di carattere anche politico. Ebbene, in tutto questo contesto si inserisce anche un'altra proposta molto sensata formulata dalla Lega tramite il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia. Ma in questo stato delle cose e soprattutto all'esito di quella che è una impossibilità di portare avanti una economia su basi concrete, soprattutto su basi di serenità e di confronto all'interno dei mercati, come fa a non essere sospeso da parte dell'Unione Europea il trattato che ci obbliga alla stabilità in ordine al famoso patto del 3%? Beh, questo è un momento identico rispetto a quello del Covid, quando prudentemente, intelligentemente i nostri colleghi e possiamo dire i nostri convitati nel tavolo dell'UE decisero insieme naturalmente alle massime autorità, ai vertici dell'Unione Europea, di sospendere quel patto di stabilità, perché non aveva senso parlare di patto di stabilità in un momento in cui la crisi economica stava attanagliando le famiglie e le imprese di mezzo mondo e soprattutto quelle dell'Unione Europea. Cioè, non bisogna castrarsi sotto il punto di vista economico-finanziario cercando di fare i belli in giro per il mondo, i belli in giro per l'Europa, dicendo ma i nostri conti sono in ordine, magari non utilizziamo il gas perché non ne abbiamo bisogno chiudendo il rubinetto. No, così non funziona e soprattutto così si favoriscono economie che invece hanno un'autosufficienza e possono permettersi di portarla avanti, perché le scelte dei loro governi, quando da noi vi era la sinistra, sono state diverse, molto distanti da quelle che sono state adottate in Italia, dove venne bocciato clamorosamente, possiamo definirlo con l'espressione ad nutum, l'ipotesi di riprendere, di far riprendere fiato, se così possiamo definirlo in modo ironico, a tutto quello che riguardava il fabbisogno energetico che poteva ruotare attorno anche all'energia atomica. Quindi bene ha fatto il ministro Giorgetti a ipotizzare la sospensione del patto e soprattutto, cosa ancora più importante, bene ha fatto la Lega a cominciare a riparlare, ma da un punto di vista europeo, non semplicemente italiano, di tassazione degli extraprofitti che in questo momento si stanno generando a favore di alcune imprese petrolifere e che hanno accumulato riserve che in questo momento non stanno mettendo in campo per attenuare quelli che sono i contraccolpi e gli effetti rebound dell'aumento dei prezzi di carattere energetico, e è giusto che come imprese energetiche mettano a disposizione una parte di quegli extraprofitti per riallineare quello che è il profilo della bilancia non solo dei pagamenti ma della bilancia economico-commerciale e finanziaria del nostro paese. Questo significa guardare all'interesse del paese, ma soprattutto questo significa guardare a quella che è la coesione sociale che in Europa deve esserci. Non è che noi possiamo essere gli unici in Europa ogni volta a schierarci dalla parte dei lavoratori, dalla parte delle famiglie, dalla parte delle imprese. Ci deve essere una coesione autentica. Allora bene ha fatto la Lega a fare dedo al tavolo del poker internazionale, se vogliamo utilizzare un'espressione di colore, perché vogliamo vedere quanti hanno il coraggio di proporre e poi di tassare effettivamente gli extraprofitti in un momento in cui non è in gioco semplicemente il guadagno, non è in gioco semplicemente il profitto,
ma l'esasperazione, l'esagerazione del profitto, soprattutto se immotivato, perché se tutto questo ruota attorno al mancato utilizzo delle riserve che devono essere per legge, ma possiamo dire soprattutto non per norma, per legge economica, utilizzate quando ci sono periodi di crisi importanti come queste, non vediamo quando allora le riserve dovrebbero essere adottate. E chiudiamo con quella che è l'indicazione che proviene, certo non da un ministro della Lega, ma da un economista importante. Stiamo sottolineando quella che è stata l'indicazione, infatti, in linea col nostro ministro dell'economia, la indicazione che proviene da parte del presidente di Banca Italia, del direttore generale di Banca Italia, insieme a quello che è il governatore. Tutti hanno sottolineato, partendo dalle considerazioni appunto di Panetta del governatore, che in questo momento, se non vengono attuate delle misure di carattere economico che riguardino l'intera economia europea, noi rischiamo una nuova inflazione che generi poi l'aumento dei tassi di interesse nuovamente da parte della BCE. Quindi, mentre Banca Italia cerca di monitorare quello che è lo stato dell'inflazione, cercando di far capire alla BCE che l'aumento dei tassi di interesse può provocare una spirale inflazionistica dalla quale non se ne esce, e qualcuno continua nuovamente a dormire guardando supinamente, guardando, possiamo dire, in modo silente a quello che è l'atteggiamento della banca commerciale, quindi della BCE, della Banca Europea, senza rendersi conto che in realtà tutto questo rischia di produrre, come ha sottolineato Panetta, da qui a qualche tempo, da qui a qualche mese, non solo la spirale inflazionistica, ma soprattutto quel termine, quella situazione enorme, odiosissima che si chiama recessione. Non possiamo permetterci una recessione di carattere mondiale, perché quella recessione metterebbe in pericolo, metterebbe in crisi milioni di famiglie che in questo momento sono più esposte alla vulnerabilità di carattere economico, e quindi anche sotto questo punto di vista, ancora una volta la Lega ha mostrato di fare politica non parlando di sesso degli angeli, ma parlando di bisogni reali legati all'economia e soprattutto a quello che è il nostro paese reale, il paese delle nostre comunità, il paese dei nostri comuni e delle nostre città della meravigliosa penisola italiana.